siamo in bilico tra la zona rossa e quella arancione. Intanto continua la campagna vaccinale, dose anche agli accompagnatori degli over 80 se hanno più di 65 anni e sono conviventi. Non lavoriamo ma continuiamo a pagare tasse e bollette, così non è giusto, è la protesta dei ristoratori davanti alla sede della Protezione Civile di Marghera durante il punto stampa. Gestori di palestre e piscine, centri sportivi, impianti da tennis, le spese continuano, cominciano ad arrivare gli sfratti, siamo stati dimenticati questa mattina l'incontro a Padova. Notte di terrore a Novento a Padovana, 68enne aggredita in casa, legata ad una poltrona, caccia 2 uomini che dopo la rapina sono scappati con l'auto della donna. Sequestrati computer e cellulare del 15enne in carcere per l'accoltellamento a Mogliano, migliorano intanto le condizioni della ragazza e le amiche. Forza Marta, ti aspettiamo con ansia. Abbiamo bisogno di speranza, il messaggio del patriarca, la celebrazione per i 1600 anni di Venezia, messaggi di auguri alla città da tutto il mondo. Anche in Veneto celebrato oggi il Dante D, letture online, iniziative per i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. Ben ritrovati, buonasera. L'informazione regionale dei nostri notiziari parte dall'RT che in Veneto finalmente inizia a scendere. Siamo sotto la soglia dell'1,25, dunque il Veneto potrebbe tornare in zona arancione. Intanto ci sono delle novità per quanto riguarda la campagna vaccinale, ce le racconta il Presidente Zaia oggi nel suo punto stampa. Le proiezioni che abbiamo sono di un R con T ai limiti della zona arancione, cioè di regressione. L'incidenza resta ancora intorno ai 2,50. Reduce da un incontro con governo e colleghi presidenti delle regioni sul decreto sostegni questa mattina, il presidente Zaia annuncia l'abbassamento dell'RT in Veneto sotto la soglia critica di 1,25, un numero tale da rimettere in discussione la permanenza della regione in zona rossa con tutto quello che ciò comporterebbe. Fuori dalla sede di Marghera la protesta delle partite IVA, del mondo della ristorazione e dell'ospitalità. Le mole di finanze stanziate sono importanti, non ho ancora ben capito, anzi non abbiamo ancora ben capito come arriveranno e come, su quale base saranno distribuite. Si dice che si sono abbandonati i codici Ateco, si andrà sui fatturati, però penso che la miglior soluzione per aiutare queste imprese sia quella di aprire e poi no alla fine. Rimane confermato il colore rosso per i giorni di festività di Pasqua e Pasquetta indipendentemente dalla decisione di domani del CTS. Grande solidarietà al comparto da parte di Zaia che ha confermato la spinta alla campagna vaccinale per uscirne. Vi dico che su 60.000 posti di lavoro che abbiamo perso in Veneto ad oggi, 35.000 vengono dal comparto del turismo. Con un virus che sta incidendo in Veneto per il 4% sui tamponi effettuati, 1.861 i nuovi positivi nelle 24 ore e 685.000 le dosi somministrate di vaccino, l'annuncio di Zaia. L'estensione alla vaccinazione per gli over 65 conviventi degli ultra ottantenni che saranno chiamati a vaccinarsi. Se c'è un over 80 accompagnato da un over 65 è giusto vaccinare anche l'accompagnatore. In giornata hanno confermato di poter sostenere questo sforzo tutte le USL, si partirà con domani. A breve per la somministrazione dei vaccini scenderanno in campo anche i 1.300 specializzandi dell'università. Zaia continua a difendere l'autonomia regionale nella gestione della campagna vaccinale. Il Veneto non ha assolutamente nessun problema. Dall'altro sta farsa, come si può dire, sto refrain dell'accentramento delle competenze mi fa ridere. Mi fa venire da ridere pensare che la sanità sia gestita dal Ministero della Salute con efficienza, la vedo veramente dura. Con metà aprile le vaccinazioni agli over 80 saranno completate, 400.000 più 100.000 gli anziani che saranno vaccinati a domicilio. Andiamo fuori dalla sede del punto stampa allora per raccontarvi la protesta che è andata in scena questa mattina. Penso che sia sotto l'occhio di tutti che quelli che sono penalizzati maggiormente siamo noi, perché comunque alla fine siamo tutti gente che ha sempre lavorato, pagato le tasse sul territorio, quindi il nostro, il Veneto è nazionale, ma alla fine adesso siamo quelli che da tutta questa pandemia ne soffriamo maggiormente e quindi non vedo perché, come gli altri supermercati e altre attività che comunque normalmente lavorano nella continuità, perché sono generi di necessità, anche noi dobbiamo avere la possibilità di lavorare. Davanti alla sede della Protezione Civile si è riunita la delegazione Veneto di Mio Italia che rappresenta il mondo della ristorazione, una delle categorie più colpite dalle restrizioni. Abbiamo solo soldi da pagare e non possiamo
possiamo lavorare, non riceviamo sostegni, non riceviamo aiuti. L'ultima legge, insomma, non ne parliamo perché è stata ridicola, ci aspettavamo molto di più da Draghi. Speriamo che il governatore, visto che parla tanto del Veneto, si ricorda che noi siamo veneti e paghiamo le tasse anche in Veneto, perché una buona parte delle tasse nostre restano in Veneto, quindi magari anche lui dovrebbe fare la sua piccola parte e darci una mano. Basterebbe anche toglierci gli affitti, abbassare le tasse sulle bollette, paghiamo tutto come se lavorassimo, ma non stiamo lavorando. Avviliti e disperati i ristoratori sono a un punto di non ritorno e da martedì 6 aprile apriranno a pranzo e cena, dicono. Non è una provocazione né un atto dimostrativo, ma una questione di sopravvivenza. Sei sì, apre! Sei sì, apre! Dipendenti che hanno la cassa integrazione è ridicola perché danno la cassa integrazione che non gli permette neanche di andare avanti a vivere, e questo secondo me è scandaloso, perché comunque dal momento che è un problema nazionale, allora siccome gli altri comunque bene o male hanno avuto la possibilità di lavorare, non vedo perché comunque noi, che possiamo essere noi il problema, non credo. Un'altra categoria dimenticata, chi lavora nel mondo del fitness. Andiamo agli impianti sportivi, il parco degli impianti sportivi di Padova. Guardate oggi che cosa è accaduto. C'erano tutti al parco accanto alla piscina e al campo da tennis, esponenti politici collegati anche da Roma, titolari di centri sportivi e proprietari degli immobili destinati allo sport. Un grido d'allarme molto importante perché noi stiamo saltando per aria. Nell'ultimo DPCM siamo letteralmente spariti. Noi, imprenditori, e la filiera che sta dietro di noi, cioè le utenze, i voucher che chiedono o i ristori che chiedono i nostri clienti, gli affitti. C'è tutta una filiera legata a noi che in questo momento è in sofferenza di rimando. Si sta assistendo al fatto che i proprietari degli spazi adibiti allo sport chiedono di lasciare liberi gli immobili. Imprese che saltano, quasi noi fossimo cittadini di Serie B. Questa è una cosa che è impossibile, non può esistere. E ancora una domanda fra tutte. Perché noi ci siamo accollati delle responsabilità di chiudere le nostre attività di impresa e questa responsabilità non viene condivisa tra tutti i cittadini? Io devo pagare lo scotto, io imprenditore del fitness, devo pagare lo scotto di una situazione che non è determinata da me. Io sono parte lesa, come sono parte lesa chi mi dà gli affitti, gli immobili in affitto, come i fornitori che non riesco a pagare. Chiedono di essere presi in considerazione. Io ormai sono nell'ordine del 1 milione di euro di perdita. Se io vado a calcolare tutto quello che è successo in questo periodo tra il mancato incasso dei clienti che non sono venuti e le spese che sto continuando a sostenere. Eppure le spese continuano ad esserci. Ci racconta ancora che in quella piscina c'è 1.200.000 litri d'acqua. Non si possono fermare le pompe di filtraggio. Solo di energia elettrica spende al mese dai 5 agli 8.000 euro. Gli chiediamo quanto abbia preso finora dai ristori. Zero, si vede? Zero. Vaccini in fabbrica, le aziende bellunesi hanno risposto positivamente alla chiamata di Confindustria Nazionale. Attendiamo modalità e protocolli, così il direttore di Confindustria Belluno Dolomiti. Nei giorni scorsi abbiamo inviato a tutte le nostre aziende associate non solo una richiesta di disponibilità, la risposta è stata sicuramente positiva, siamo in attesa di capire i numeri. Le aziende bellunesi hanno risposto in massa all'appello di Confindustria Nazionale di mettere a disposizione aree e spazi per la vaccinazione anti-Covid. Lo hanno fatto le grandi realtà che si sono già distinte sin dall'inizio della pandemia per l'esecuzione dei tamponi e il contact tracing, ci dice Andrea Ferrazzi, direttore di Confindustria Belluno Dolomiti. A questo punto attendiamo le indicazioni che ci verranno da Confindustria Nazionale, che è in stretto contatto con il commissario designato dal Premier. La platea interessata dall'offerta vaccinale è ampia ed estesa non solo ai lavoratori ma anche ai loro familiari. Un passo avanti verso l'immunizzazione di massa auspicata in un momento in cui l'economia bellunese fa i conti con la pandemia. Per ora positivi quelli delle aziende associate a Confindustria, anche se le criticità non mancano. Le vere criticità sono dal punto di vista organizzativo per le imprese, perché soprattutto a seguito delle nuove disposizioni regionali sul contact tracing qualche problema organizzativo comincia ad esserci e speriamo che la Regione intervenga quanto prima per chiarire questi aspetti. Il problema deriva da una interpretazione restrittiva dei contatti che le imprese devono segnalare. Gli industriali attendono una delibera regionale volta a chiarire la questione.
al momento il rischio è che anche chi è stato in contatto per poco tempo e comunque con i dispositivi di protezione individuale addosso possa essere considerato un contatto stretto, quindi costretto alla quarantena, e questo avrebbe un impatto molto duro sulle nostre imprese. Siamo alla cronaca, andiamo a Noventa Padovana. Nella notte una 68enne è stata legata, imbavagliata e rapinata. Andiamo sul posto. Qua è là, sta bene. Come sta la signora? Eccola là, sta bene. È stato uno shock molto Beh, sicuramente, però io devo scappare. C'è poca voglia di parlare in via Cappello a Noventa Padovana dopo la rapina della notte a una 68enne che è stata derubata del bancomat e della propria macchina e legata a una poltrona. A parlare è un'amica della vittima che testimonia che forse la donna conosceva i suoi aggressori. Li conosce ma non ha idea adesso di chi sia. Perché quello che le è venuto dentro la conoscevano bene, per cui penso che... Aveva anche le chiavi questa persona? Sì, aveva tutto. Peculiare dinamica raccontata dalla vittima, molto conosciuta in paese, avendo lavorato per anni nel comune della Cintura Padovana. Verso mezzanotte, infatti, la 68enne è uscita in giardino notando qualcuno nell'ombra. Vedendolo sparire, non ci ha dato peso ed è tornata in casa. Alle 2:30, però, si è ritrovata in sala 2 persone entrate dal garage. Entrambe parlavano con accento veneto. Le hanno chiesto il bancomat e il codice per prelevare. Hanno poi iniziato a rubare alimenti dal congelatore, predando addirittura 6 teglie di pasta fresca e qualche barattolo di ragù. I 2 malintenzionati l'hanno poi legata con del nastro adesivo alla poltrona in salotto, scappando con la vettura della vittima e 120 euro arraffati in casa. La donna non si è data per vinta ed è riuscita a liberarsi, allertando subito i carabinieri. I rapinatori, però, avevano prelevato già 500 euro dal conto, un episodio con ancora molte ombre su cui indagano i carabinieri. La cronaca però si trasforma subito in bagarre politica con il consigliere comunale di minoranza a Noventa Padovana e vicepresidente della provincia Marcello Bano, che ha portato la sua solidarietà alla donna accusando di immobilismo la maggioranza. Purtroppo l'ennesimo episodio che si verifica sul territorio di Noventa, motivo per il quale noi abbiamo già ufficializzato e protocollato una mozione di sfiducia per l'assessore alla sicurezza, o meglio all'insicurezza. Ora a Marocco di Mogliano la ragazza accoltellata sta meglio, si è svegliata e inizia a parlare. Alla fine di un incubo, dice la sua migliore amica che abbiamo intervistato. È la fine di un incubo, sì, quasi un miracolo direi. Sono stati 2 giorni terribili, immagino. Sono stati 2 giorni che preferirei non ricordare, decisamente, perché mi manca la mia metà. Aspetta con ansia di rivedere la sua migliore amica fuori dall'ospedale Maria Sole, con lei un'intera comunità, quella di Marocco, ancora sotto shock per la brutale aggressione a Marta Novello. Direi che 24 anni sono tanti insieme e vorrei farne almeno un altri 40, tra risate, scherzi e tante stupidaggini. Dopo il risveglio e il veloce saluto ai genitori, la 26enne resta ricoverata in terapia intensiva. I suoi parametri sono buoni e respira in maniera autonoma, ma è ancora troppo presto per sottoporla allo stress di una testimonianza, mentre è fissata per domani a Mestre presso il Tribunale dei Minori l'udienza di convalida per il 15enne accusato dell'aggressione e attualmente in carcere. I nodi da chiarire restano tanti, innanzitutto il movente. L'ipotesi principale, ma non l'unica, per i carabinieri resta quella della rapina, anche perché al momento non ci sono evidenze che i 2 si conoscessero. Non lo so e non lo sappiamo. Non lo so, giuro. Scelgono la via del no comment i genitori di Marta, mentre la madre del ragazzo, barricata in casa, ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera raccontando di un figlio cambiato a causa della didattica a distanza, ma non un bullo, negando problemi economici. Forse un aiuto arriverà anche dall'analisi del traffico dati su cellulare e PC del 16enne posti sotto sequestro. In attesa di chiarezza si tira però un mezzo sospiro di sollievo, come fa Angela, un'altra amica di Marta. Siamo tutti sconvolti, anche perché quella era una strada che facevamo tutti per andare a camminare. Io ero tornata mezz'ora prima dallo stesso giro, quindi cercheremo anche di capire bene come sono andate le cose. Aspettiamo e speriamo, siamo fiduciosi.
Pochi secondi di pubblicità, tra poco. Ben ritrovati, ripartiamo da Venezia con il suo compleanno. Oggi compie 1600 anni, abbiamo bisogno di una speranza con la S maiuscola, una speranza che non sia contraffatta, così il patriarca Moraglia. Sentiamo. Stiamo vivendo anni difficili. Per trovare qualcosa di simile dobbiamo ritornare agli anni successivi alla Seconda Guerra Mondiale. Viviamo un tempo in cui abbiamo bisogno di vera speranza, quella con la S maiuscola, non di una sua contraffazione, non di un suo surrogato. Abbiamo necessità della speranza umana e cristiana, ne abbiamo bisogno come dell'aria per respirare. In questo periodo abbiamo visto che respirare non è una cosa scontata. Così ha esordito il patriarca Moraglia durante la messa in occasione dei 1600 anni dalla fondazione di Venezia, celebrata nella Basilica di San Marco e trasmessa in diretta dalla nostra emittente, alla presenza delle autorità civili e militari. Nel parlare di speranza, il patriarca ha letto un passaggio di Moltmann, uno dei massimi teologi viventi, per poi spiegare il significato di questa data per la città. Oggi il calendario racconta che sono passati 1600 anni da quel 25 marzo 421 che, dicevo, idealmente fissa la data di fondazione della città. Obiettivamente è una data dal carattere simbolico più che storico. Simbolico non vuol dire mitico, ma vuol dire ideale. Si testimonia così il grandioso progetto di una città che volle costruirsi e costruire il suo destino sul fondamento non solo umano e quindi transitorio, ma in qualche modo trascendente, tanto da ispirarne lo sviluppo nella vita quotidiana. Queste sono le radici di Venezia. Venezia, tanti auguri. Buon compleanno. Andiamo a Bassano del Grappa, riaprirà entro il mese di maggio il nuovo tratto della superstrada Pedemontana Veneta. Siamo andati sul posto per fare il punto sul cantiere. Il nostro viaggio lungo i cantieri della Pedemontana parte da qui, dal casello Bassano Ovest, che è il casello che è stato aperto lo scorso 19 novembre. Il viaggio proseguirà verso est, dunque verso la parte trevigiana dell'infrastruttura. Una parte che è ancora chiusa. L'apertura della tratta fino a Montebelluna è in programma entro il mese di maggio. 35 chilometri che andranno a sommarsi a quelli già in funzione da Malo a Bassano. Per il momento ci si ferma a Bassano Ovest. Come potete vedere ci sono i cartelli che avvisano che la rampa per Treviso è ancora chiusa. In effetti, se vedete in fondo ci sono dei blocchi di cemento che impediscono il passaggio ai veicoli. Arriviamo velocemente grazie alle complanari fino a Bassano Est. A Bassano Est che cosa succede? Le complanari che finora hanno accompagnato lo sviluppo della superstrada Pedemontana Veneta salgono verso la Valsugana e lasciano l'infrastruttura che nella parte trevigiana non ha appunto le complanari. Pertanto i bassanesi che vorranno spostarsi verso il Trevigiano dovranno necessariamente entrare in Pedemontana e pagare il pedaggio. I calcoli delle tariffe non sono ancora definitivi, ma il biglietto potrebbe costare fino a Montebelluna circa 4 euro. Gli unici mezzi che sono autorizzati a passare sulla superstrada Pedemontana Veneta in questo momento nel tratto che ci sta portando verso il Trevigiano sono i mezzi delle aziende che stanno ultimando i lavori. Come potete vedere però i cantieri sono davvero a buon punto, praticamente l'infrastruttura è pronta per essere aperta. Siamo giunti al casello Mussolente Loria che segna il confine tra la parte vicentina dell'infrastruttura e la parte trevigiana. Non ci possiamo avvicinare di più perché è ancora un'area di cantiere. Ricordiamo che la superstrada Pedemontana Veneta ha un tracciato di 94 km che si snoda lungo la Pedemontana partendo da Montecchio Maggiore nel Vicentino fino a Spresiano nel Trevigiano. Attraversa 22 comuni nella provincia di Vicenza, 14 nella provincia di Treviso. E qui si vede chiaramente la superstrada Pedemontana Veneta che prosegue verso Treviso. Finirà quando sarà completata nella A27.
Dante on air nei supermercati, in radio, in città per un altro grande e importante compleanno. Dante morì 700 anni fa, eppure è sempre un evergreen, sempre giovane e attuale, tanto da diventare immortale. Padova fa ascoltare le sue parole scritte e si riunisce per quella mostra d'arte contemporanea dal titolo A riveder le stelle, che al Museo degli Eremitani aprirà i battenti il 30 ottobre per chiuderli il 31 gennaio del 2022. Eppure, ci dice l'esperto assessore alla cultura, Dante non amava tantissimo Padova e nemmeno i padovani. Venne probabilmente più volte a Padova, non è un caso che metta nel settimo ciclo dell'inferno, Girone infernale, nel cerchio metta il buon Reginaldo Scrovegni, addirittura fa dire a Reginaldo Scrovegni che lì nell'inferno sarebbe arrivato un altro chiamiamolo usuraio, che è Vitagliano del Dente, che era ancora vivo e si muoveva a Padova. Lui, ci dice sempre l'esperto, detestava anche altri grandi padovani. Dante nell'inferno parla dell'Antenorea. Chi è Antenore? È il licista, il fondatore di Padova. Ne parla malissimo, ci mette i dannati nel ghiaccio e nel grembo, e dove mette altri episodi di tradimento nel grembo degli Antenorei. È qui dove viene sgozzato Jacopo del Cassero. Ancora Padova, insomma, Padova è la città del tradimento. Dante non l'ama. Insomma, non correva proprio buon sangue fra Dante e Padova, ma come non perdonare questo sentimento al sommo maestro? Questo era il nostro ultimo servizio, le previsioni del tempo e poi, dopo la pubblicità, il telegiornale che arriva dal Veneziano. Arrivederci. Benvenuti al Meteo. L'anticiclone si espande sull'Italia, le temperature invertiranno la rotta e cominceranno ad aumentare, regalandoci giornate del tutto primaverili. Vediamo insieme il dettaglio di venerdì 26 marzo. Sul Veneto avremo un contesto decisamente asciutto e soleggiato, come vediamo. Il cielo si presenterà da sereno a poco nuvoloso. Nelle ore pomeridiane qualche addensamento sui rilievi, ma senza alcuna conseguenza. Temperature come detto gradevoli, minime comprese tra i 2 e i 6 gradi. Per quanto riguarda invece le massime, la colonnina di Mercurio arriverà a segnare i 18 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove la situazione sarà invariata, tanto sole ovunque, cielo sereno o con poche nubi, specie sui monti. Temperature minime tra 1 e 7 gradi, massime sui 14-17 gradi. Uno sguardo infine alla situazione del Trentino Alto Adige, ampio soleggiamento anche qui, al massimo con qualche locale nuvoletta di passaggio. Temperature minime intorno ai 4 gradi, massime sui 18 all'incirca. Dal Meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci al prossimo aggiornamento.